Allora adesso siamo in compagnia di Giangalvino Virdis, allenatore del Sennoli, una sconfitta un po' pesante insomma, in termini di risultato, questa 4-1 con la Football Olbia, un po', appunto, un po' largo risultato per quello che si è visto in campo comunque, dove avete bene o male insomma, tenuto bene. Vabbè, dispiace soprattutto perché i ragazzi hanno interpretato la gara benissimo, hanno fatto una grandissima gara, non posso dire niente a nessuno, tutti hanno dato il massimo. È ovvio che abbiamo incontrato una grandissima squadra che appena sbagli qualcosa ti castiga subito. E niente, ripeto, non posso dire niente ai ragazzi che hanno dato il massimo. Cercheremo in avanti insomma, di concretizzare al meglio, almeno soprattutto con le squadre che stanno lottando con noi per la salvezza. Certo, che avete avuto una fiammata lì subito dopo il gol del 2-1 di Daniele Schinto, potevate spingere un po' di più magari alla ricerca del pareggio, invece che cosa è successo secondo te? In quei 10 minuti che poi insomma, hanno deciso il risultato, perché la Football ha segnato poi il 3-1. Devo essere sincero, sul 2-1 ci credevo anch'io, si vedeva che la squadra poteva anche raddrizzare la partita. Poi vabbè, nel calcio, ripeto, sbagli, con questi avversari non te lo puoi permettere. Certo. Giangalvino, poi adesso insomma, c'è queste ultime partite che saranno determinanti, allora ti chiedo che cosa dirai alla squadra martedì e come preparerai insomma, le prossime partite di campionato. La squadra sta bene, l'abbiamo dimostrato anche oggi. Bisogna continuare sulla stessa strada, con la stessa voglia, la stessa determinazione che ci abbiamo messo oggi, di mettercela soprattutto già nella partita di Uschili che andremo a affrontare fuori casa, poi quella in casa Cultura, e lì si deciderà, penso, già la salvezza. Comunque lo spogliatoio è unito e fa piacere che insomma, anche dopo una sconfitta che si rimane sempre uniti e si ha la voglia di continuare a lottare. Certo, questo può fare la differenza. Vabbè, noi ringraziamo Giangalvino Virdis e comunque gli facciamo un grande in bocca al lupo per queste ultime partite, per il tuo Sennoli. Grazie Crepi.